Benissimo. Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina a 7 in punto parliamo di politica, cerchiamo di proiettarci verso la data delle elezioni regionali in Veneto. C'è grande dibattito in corso per questo candidato del centrodestra, ma parliamo di questo ma di molto altro anche con il parlamentare Luca De Carlo, nonché segretario di Fratelli d'Italia del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei arriva direttamente dal Parlamento. Che cosa sta bollendo in pentola in questo momento? Insomma, sappiamo che le questioni internazionali tengono banco, anche alla luce delle trattative che sono in corso per raggiungere finalmente una pace in Ucraina. C'è la questione dei dazi, c'è la necessità di correlarsi con l'Unione Europea per questo progetto di riarmo e appunto volevamo sapere qual è lo stato dell'arte all'interno della coalizione di centrodestra. Insomma, leggiamo nei giornali un po' di fermenti. Partiamo dallo stato dell'arte della coalizione, direi assolutamente stabile. I gufi non avranno soddisfazione nemmeno questa volta, perché al netto delle posizioni che possono esserci, con alcuni distinguo, perché altrimenti militeremmo tutti in uno stesso partito, credo che la coalizione abbia dimostrato in questi ormai 2 anni e mezzo quasi di essere non solo coesa, ma di aver messo a terra tanti provvedimenti che le coalizioni che ci avevano preceduto, anzi abbastanza eterogenee, non erano riuscite a fare. Quindi questa è la prima consapevolezza. Tra l'altro il governo italiano è il governo più stabile in Europa, cosa che prima d'oggi non si era mai vista. Un governo, una nazione oggi, l'economia, al di là delle tante difficoltà con cui dobbiamo confrontarci, anche dovuta alla crisi appunto internazionale, ma non solo, anche quella energetica, oggi tutti gli indicatori ci dicono che questo è un governo stabile che attrae investimenti dall'estero, con uno spread che ha dato addirittura sotto i 100, con le agenzie di rating che alzano il rating appunto della nostra nazione, con il numero massimo di occupati della storia, con quasi 1 milione di posti di lavoro in più rispetto a chi invece come ricetta aveva il reddito di cittadinanza. Quindi direi che con questa stabilità, oltre alla stabilità straordinaria dei conti pubblici, che finalmente nonostante diciamo così, i debiti accumulati su reddito di cittadinanza e superbonus, insomma, siamo riusciti a contenere, e quindi credo che questo sia il primo presupposto per dare stabilità anche ai cittadini. Dopodiché ci sono le tante perplessità e tanti problemi. Lei mi ha fornito un assist. Sicuramente l'Italia in questo momento può sembrare uno dei paesi europei con la maggiore stabilità, ma non sarà perché sono gli altri che sono arretrati, perché insomma basta pensare alla Germania, sembra il crollo di un mito, no? I nostri dati ci dicono che noi siamo stabili a prescindere, proprio per la bontà dei nostri dati. Poi se dobbiamo metterci in paragone con le altre nazioni, è vero, oggi la Germania ha un governo probabilmente, o ancora non ce l'ha, ma ce l'avrà fragile, e la Francia, la vediamo tutti, è in continuo fermento, e quindi l'Italia oggi è anche il governo che dà più certezze ai nostri alleati extraeuropei, tant'è che il rapporto Trump-Meloni è un rapporto consolidato, ma ciò deve servire a negoziare buoni accordi per tutta l'Europa e non solamente per l'Italia, pur utilizzando l'Italia come ottimo sistema di mediazione, visto
gli straordinari rapporti. Però, nonostante questi straordinari rapporti, i dazi sul vino, su questione di queste ore, stanno preoccupando, come tanti altri dazi, gli imprenditori, anche di questo territorio. Che risposte dare? Esattamente, i dazi sono il contrario degli accordi. Ormai noi abbiamo capito tutti che la strategia di Trump è molto semplice. Minaccia per trovare l'accordo. Quando è insoddisfatto di una condizione che ha ereditato, spara alto e poi si siede ai tavoli. Lo ha già fatto con il Messico sulla questione della sicurezza, lo ha già fatto con il Canada, è un suo stile. Gli americani, gli analisti, quelli più acuti, non quelli presi da troppa demagogia, quelli che speravano e hanno gufato fino al giorno prima che perdesse e che vincessero i democratici, dicono che Trump bisogna prenderlo seriamente, ma non alla lettera. Vuol dire che quella è una strategia, la sua, dei dazi. Chiaro poi che noi in questo territorio che facciamo grandi produzioni di vino saremmo penalizzati, però io non ce lo vedo sinceramente. Un qualsiasi americano che smette di acquistare un nostro vino per i dazi e ne acquista uno molto peggiore rispetto ai nostri negli Stati Uniti. Per cui la nostra agricoltura ha una grande fortuna straordinaria, che è quella di fare tanto valore aggiunto, sono prodotti di qualità e quindi difficilmente rinunciabili. Dopodiché, invece, bisogna sedersi ad un tavolo e bisogna negoziare, perché il problema degli Stati Uniti oggi sono uno sbilanciamento della sua bilancia commerciale e quindi Trump, che sa che ha bisogno di riequilibrarla, sa anche però che i dazi creano inflazione e che creano un aumento dei prezzi ai propri cittadini e quindi non credo siano molto felici neanche i cittadini americani di trovare per esempio l'amarone al doppio di quello che lo pagavano Quindi prima. siete fiduciosi. A proposito di negoziati, Fratelli d'Italia attraverso il Premier Giorgia Meloni si è sempre schierata, e anche questo governo senza se e senza ma, a fianco dell'Ucraina. Indubbiamente Trump, allora come lei diceva, spara alto, abbiamo visto la conferenza stampa con Zelensky, sì, che con dei toni un po' particolari, eccessivi forse. Esattamente. Il ruolo della Premier, il ruolo di Fratelli d'Italia, che da una parte è appunto molto vicina al nuovo Presidente degli Stati Uniti, ma anche schierata a sostegno incondizionato dell'Ucraina, cioè è una posizione un po'... Guardi, noi anche all'opposizione... un po' critica. No, ma noi guardi, è molto semplice, noi anche all'opposizione ci siamo schierati contro l'invasione della Russia, perché noi non difendavamo l'Ucraina, noi difendavamo un principio, è quello che una nazione sovrana non può essere invasa da un'altra nazione, altrimenti se noi implicitamente dicessimo che va tutto bene, che si può fare così, poi non avremmo nessuna remora nel magari doverlo fare anche quando un'altra nazione, magari vicina a noi, faccia la stessa cosa. Noi abbiamo difeso un principio, dopodiché siamo tutti consci dell'importanza di trovare un accordo, ma un accordo non può essere penalizzante, un accordo deve essere un negoziato che porti a sancire la territorialità dell'Ucraina con i legittimi interessi magari su talune aree della Russia, però questo credo che faccia parte di ciò che è sempre accaduto nella storia dei conflitti e nella storia delle nazioni, arrivare ad una pace, ma la pace che noi vogliamo è una pace giusta, non una pace nella quale uno ci rimette tutto e uno ci guadagna, altrimenti i principi vanno a farsi benedire. Senta, in questo momento l'Europa sente la necessità di creare anche su sollecitazione da parte degli americani, di creare l'esercito degli Stati Uniti d'Europa. Come trovare le risorse in un ambito già difficile? Ci sono delle proposte, no? Ci sono state delle proposte fatte, se non sbaglio, dal ministro Giorgetti. Come funziona questo incremento del PIL per il cosiddetto riarmo, chiamiamolo così? Innanzitutto il riarmo non è una cosa che nessuno vorrebbe fare, semplicemente bisogna avere contezza che all'interno dell'Europa, a pochi chilometri dagli stati europei, c'è una guerra in corso e quindi siccome le genti o si difendono da sole e spendono le risorse per gli armamenti oppure qualcun altro le difende, è evidente che se noi abbiamo un accordo secondo il quale il 2% del PIL debba andare a sostenere ad esempio la NATO e noi non l'abbiamo mai, sostanzialmente non ci siamo mai arrivati, qualcuno possa dire un giorno, beh scusa, difendetevi da soli. Quindi non è una corsa al riarmo, è la consapevolezza che il mondo è difficile
non siamo in una condizione particolarmente facile e quindi dobbiamo riuscire anche a garantire la sicurezza dei nostri cittadini, che è condizione necessaria e primaria per svolgere qualsiasi attività, e in questo dovremmo essere bravi, perché nessuno vuole, spendendo risorse per gli armamenti, privare i nostri cittadini di quelle risorse che servono per altro, tant'è che abbiamo deciso di scorporare, abbiamo chiesto noi italiani per primi di scorporare queste risorse dal patto di stabilità. Un po' come il Covid, nel caso dell'emergenza Covid. Ragazzi, noi nel caso qualcuno non l'abbia capito, noi siamo davanti ad un mondo che sta rapidamente cambiando. Dobbiamo riuscire ad essere non più un'Europa che si occupa di etichette, ultime quelle del vino o della lunghezza delle zucchine, ma è un'Europa che sappia fare l'Europa, cioè che sia interlocutore tra dei mondi che stanno cambiando, quello della Cina e quello degli Stati Uniti. L'Europa non può essere una europetta, quello che ci dicevano noi una volta dell'Italia, l'italietta. L'Europa, se è l'Europa, se vuole fare l'Europa, deve avere un ruolo, e quel suo ruolo si costruisce con autorevolezza in certi casi e con una certa autorità in altri. Il disimpegno degli Stati Uniti è anche questa un atteggiamento forse per avere dall'Europa delle risposte più concrete? È assolutamente così. L'Europa dice: ma perché io, a fronte di patti che voi non rispettate, e cioè quello sulle percentuali di risorse alla NATO, io dovrei continuare a difendervi? Quindi sediamoci a un tavolo, rinegoziamo, ma per rinegoziare con un gigante come la Cina da una parte e con un altro gigante come gli Stati Uniti, ma nessuno vuole mettere in discussione l'alleanza con gli Stati Uniti, altrimenti noi dobbiamo essere chiari e dire: noi facciamo parte di questo blocco, noi siamo occidentali. Io capisco che ci sia qualche forza politica che su questo si divide, sono le stesse forze politiche che per anni hanno schiacciato l'occhiolino alla Cina, e mi riferisco ai 5 Stelle o al Venezuela di Maduro, o magari qualche vetero comunista che ancora alberga in qualche partito di sinistra, che ha ancora nostalgia dell'Unione Sovietica. Io non ce l'ho, mi sono sempre schierato con l'Occidente e credo che la maggior parte dei veneti abbiano sempre fatto questa scelta. Oggi è difficile perché siamo in un momento delicato e difficile dove le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, però è altrettanto vero che la sicurezza è il primo presupposto per svolgere qualsiasi attività umana. Proprio di queste ore la notizia che la Cina si sta un po' smarcando dalla Russia, da un punto di vista anche che guarda un po' l'Europa. La Cina è di un pragmatismo eccezionale, in questi anni ha fatto passi da gigante, la sua economia è cresciuta più di tutti e capisce che con gli Stati Uniti deve avere un determinato tipo di rapporto, e quindi è evidente che nello scacchiere mondiale cerca di tutelare i propri interessi. Sa qual è il problema? Che tutti nello scacchiere mondiale cercano di tutelare i propri interessi, e a parte l'Europa, che sembra più interessata a svilire quelli più bravi, cioè non è un'Europa che porta tutti al livello dei migliori, ma è un'Europa che si accontenta di andare alla velocità del più lento. Noi non siamo i più lenti, anzi probabilmente siamo i più veloci. Noi vorremmo che l'Europa ci seguisse di più, su tanti temi, anche su quelli dell'agricoltura e dell'industria, dove noi siamo stati il motivo per il quale l'Europa ha cambiato passo, sia sull'automotive, sono stati gli italiani a scrivere il non-paper e chiedere di passare da una transizione ideologica ad una vera transizione ecologica che non penalizzasse le imprese, e soprattutto sull'agricoltura, dove finalmente gli agricoltori non sono più considerati degli inquinatori, e questo lo si deve al lavoro dei ministri Urso e Lollobrigida, che sono riusciti a far cambiare idea all'Europa, e oggi finalmente, liberi dai Verdi che hanno condizionato le politiche con il loro guru Timmermans, che poi sonoramente suonato alle elezioni in Olanda. Però l'ambiente va salvaguardato in qualche modo. Guardi, non conosco nessuno più ambientalista degli agricoltori. Se noi ascoltassimo di più gli agricoltori, anziché credere che gli veri ambientalisti siano quelli seduti sul salotto, vestiti di tutto punto, che magari vanno in montagna o vengono da me una volta alla settimana, io credo che questo sarebbe un mondo migliore. Se non sbaglio, il ministro Urso, proprio lei citava prima l'automotive, che è uno dei comparti che soffre maggiormente anche per questo sballottolamento, no, del Green Deal, quindi, però il ministro Urso ha quasi invitato le aziende che fabbricano motori quasi di dedicarsi agli armamenti. Beh, non è proprio così. Noi siamo da sempre in quel non-paper che prevedeva anche l'Unione Europea prevedeva delle multe salatissime per quelli che non avrebbero raggiunto una drastica riduzione delle emissioni
parlo delle case automobilistiche. Quelle multe sarebbero state la mazzata definitiva. Pensi che Stellantis ha fatto il meno 74% di fatturato nel 2024. Però anche Tesla, se non sbaglio, non se la passa bene ultimamente. No, Tesla non se la passa bene perché ormai sembra di essere diventato il più grande dei nazisti. Poi abbiamo visto che la moglie di Fratoianni gira in Tesla, ma ha detto io no, adesso la vendo. Musk è un amico? Musk è una persona che sicuramente è un fattore, e come tutti i fattori non può essere considerato amico o nemico, ma va naturalmente considerato perché è una persona di una straordinaria genialità e che può apportare nel mondo, in un mondo che sta cambiando, sicuramente ha dimostrato di saper leggere i cambiamenti. Lei prima faceva riferimento, forse l'ho interrotta, appunto il discorso del convertire l'azienda dell'automotive nella fabbricazione degli armamenti. Lei diceva no, questo non è... Noi, allora, contrariamente alla transizione ideologica, pseudo-ecologica del Green Deal, noi crediamo che si debba arrivare verso una neutralità energetica, e cioè che si possano studiare anche altre forme, non necessariamente, penso all'idrogeno, ma penso al nucleare. Oggi finalmente per ridurre il costo delle bollette siamo intervenuti puntuali perché la crisi c'è, oggi non possiamo aspettare 10 anni il nucleare, però dobbiamo dare una risposta ai cittadini. Noi siamo atavicamente dipendenti dall'energia dagli altri paesi, lo siamo da sempre perché abbiamo detto di no a tutto. No ai rigassificatori, no al nucleare. Beh, il Veneto c'è però. Sì, ad oggi infatti il Veneto, guarda caso, è l'area che tira di più, però i nostri costi di produzione anche in Veneto sono superiori a quelli delle altre parti. Perché il costo dell'energia. Perché il costo dell'energia. Come noi lo supperiamo con uno straordinario valore aggiunto, con la grandissima capacità dei nostri imprenditori e anche delle nostre maestranze degli operai, perché guardate che nel Veneto, il modello della impresa famiglia è l'impresa che naturalmente ci ha sempre contraddistinto e che oggi ci consente di avere dati e numeri superiori a quelli delle altre regioni, anche l'export superiore a quello dell'Emilia Romagna, quindi un dato assolutamente positivo. Entriamo nel vivo della questione. Prossimo candidato del centrodestra alle regionali del Veneto. Fratelli d'Italia nelle ultime consultazioni, alle europee e alle politiche, è stato il primo partito in un territorio da sempre, territorio leghista. Sappiamo... Da sempre. Beh, non era un territorio democristiano, sì, la balena bianca da sempre negli ultimi poi per 15 anni è stato territorio leghista. Lei fa bene diciamo che è un territorio di centrodestra. È un territorio di centrodestra da sempre. Quindi la squadra è il centrodestra. Io quando sento squadra che vince e non si cambia, sono d'accordo. Possiamo cambiare l'allenatore però, perché non necessariamente l'allenatore deve essere lo stesso. Ma l'allenatore non può neanche più proporsi, se non sbaglio, o c'è ancora speranza per il terzo mandato? No, ad oggi non c'è nessuno. Poi voi rimanete contrari, ovviamente. Noi rimaniamo contrari, ma come noi, tutte le forze politiche, eccetto la Lega, ad oggi si è già espresso una volta, ci si è già votato una volta per il terzo mandato e questa è stata l'analisi. Quindi ad oggi quello che è stato e che è ancora uno straordinario governatore, perché io l'ho votato 3 volte, l'ho supportato 3 volte, è il mio governatore, ne sono fiero. Io sono felicissimo, contrariamente a qualcuno che magari gufa, io sono felicissimo che il mio governatore sia il più amato in Italia e mi va benissimo. Però se non può candidarsi, i partiti politici non possono vivere di una cosa che non esiste più. Ma non può candidarsi perché c'è una legge, oppure voi ritenete che dopo 3 mandati, che nel caso di Zaia 4, sia necessario anche avere un ricambio? Guardi, e visti i risultati che Fratelli d'Italia ha ottenuto, pretendere, non dico probabilmente la presidenza, oppure perché state riflettendo? Lei proprio mi pare che ha dichiarato per aprile ci sarà il candidato. No, io ho dichiarato che tra aprile e maggio sicuramente una scelta dovrà essere fatta. Perché? Perché se ipotizziamo le elezioni a ottobre-novembre, è nella logica delle cose che almeno 5-6 mesi prima. Anche perché c'è l'estate in mezzo, che non è che agevola la campagna elettorale. No, l'estate non agevola le campagne elettorali, non agevola nemmeno il deposito di documenti. Certo, insomma, tutta una serie di... Sicuramente bisognerà parlarne, però adesso mi sembra un po' prematuro. Dopodiché, io lo dico sempre, il centrodestra è una squadra, in Veneto governa da sempre, e quindi credo che con la stessa tranquillità con il quale con i miei colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia governiamo tante province, tante regioni e tanti comuni, sapremo trovare una quadra tenendo conto delle capacità e della figura del candidato e anche dei risultati elettorali delle ultime politiche e delle ultime europee. E quindi credo che non ci sarà un grande... Chiaramente tutto il discorso è un discorso non solo veneto, perché ci saranno altre consultazioni, ovvio. E quindi è evidente che una
una forza politica. Il Veneto legato alla Lombardia, certo, legato al Friuli poi in un secondo momento. Noi non amministriamo nessuna regione del nord e quindi mi sembra legittimo anche pensare di poter amministrare il Veneto, ma penso che la Lega invece, che amministra il Veneto da 15 anni, mi sembra legittimo che voglia mantenercela per ancora 10 anni, ma sta nella logica delle cose. Tra l'altro io ho uno straordinario rapporto con il mio collega Alberto Stefani, quindi non ci farete litigare nemmeno su questo. Noi non abbiamo, noi giornalisti ci limitiamo a documentare le Voi cose. Voi giornalisti siete fantastici, perché dove riuscite a documentare e poi anche a farci litigare. Senta, meglio un presidente con una giunta, diciamo così, di Fratelli d'Italia forte, no scusi, meglio un presidente o una giunta forte per Fratelli d'Italia? Se lo chiede a me, io il presidente tutta la vita. Io credo che il Presidente rappresenti il ruolo apicale e di conseguenza anche un ruolo di una certa importanza. Dovessi scegliere io, ma grazie a Dio e agli uomini non scelgo solo io, e sarebbe il Presidente. Ci sono già dei nomi, ovviamente non me li dirà mai neanche sotto tortura, ma avete già dei nomi in mente? Guardi, e sono dei nomi noti oppure ci sono degli outsider che noi abbiamo una facciamo fatica magari a individuare? Non so, potrei dirle che fate fatica di individuare, così vi aguzzo l'ingegno e cercate di individuarli, ma in realtà noi abbiamo una classe dirigente fatta di tanti parlamentari, di tanti assessori, di tanti sindaci che sono disponibili e pronti, che sicuramente non sfigureremo. La barzelletta Fratelli d'Italia non ha la classe dirigente è un po' come la barzelletta con Fratelli d'Italia non raggiungeremo mai l'autonomia, che abbiamo sbugiardato con i fatti. Dopo 6 mesi Consiglio dei Ministri legge sull'autonomia e quindi a dimostrazione... Però al momento è una legge, ma di sostanza insomma, con tutte anche i ricorsi della Corte Costituzionale. Quando si riscrive l'architettura dello Stato non è dall'oggi al domani, l'importante è avere consapevolezza che si è iniziato un percorso e quel percorso in questa legislatura lo chiuderemo sicuramente, dopodiché ci sono 1000 problemi. Pensate che all'autonomia erano favorevoli tutti, anche quelli del PD, adesso sono contrari. Perché l'autonomia poi alla fine deriva da quello che è stato il federalismo, no? Il movimento dei sindaci del nord-est, quindi nasce anche un po' da questo. Da tante cose, però sempre stato un movimento trasversale, secondo me. Esattamente, quindi ha smesso di essere trasversale quando noi l'abbiamo portato in Consiglio dei Ministri. A quel punto è diventato etichettato solo nostro, perché fino a prima erano tutti autonomisti, poi non è più autonomista nessuno. E per il Comune di Venezia? Anche a quello tra l'altro si voterà il 2026. Noi siamo sicuri anche lì di avere le figure per poter amministrare il Comune. Noi non ci facciamo nessuna preclusione, per cui una classe dirigente, un primo partito forte, una classe dirigente rodata non può avere paura di chiedere o di mettere sul tavolo la propria candidatura. Poi insieme agli alleati, con la tranquillità che ci ha sempre contraddistinto nelle sedi regionali e nazionali, decideremo qual è il miglior candidato anche per quella straordinaria città che è Venezia, dopo anche lì 10 anni di ottimo governo di centrodestra. Le regionali, si dice allo stato attuale, sono ottobre-novembre. Le comunali invece sono a giugno 2026. Sì. Secondo lei c'è ancora margine per un provvedimento per fare un election day nel 2026 o comunque le due consultazioni rimarranno separate? Guardi, finché non è fissata una data si può ragionare. Io sono sempre stato convinto che non è importante per noi quando sia la data, ma come ci si arriva, cioè il come, non il quando. E quindi se noi ci arriviamo con una lista, con una coalizione compatta, serena e grintosa, credo che è pronta soprattutto con un programma ad affrontare le sfide, anche quelle legate alle nuove economie che avremo. Credo che i veneti ci guarderanno su quello, cioè sui programmi che saremo in grado di esprimere, non certo su chi farà o chi non farà il Presidente. Una data però è stata fissata, quella oltre che delle amministrative che ci saranno adesso in aprile, l'8 giugno per il referendum. Lì? Il referendum è sempre una straordinaria opportunità per chiunque, di votare, di non votare, o di votare sì, di votare no. E quindi ciascun cittadino può tranquillamente esercitare il proprio diritto. L'importante è che si arrivi con una preparazione, o meglio, che il cittadino voti consapevolmente. Troppe fake news oggi, anche in politica, troppe fake news indotte e troppo, diciamo così, poco coinvolgimento. A volte è colpa dei politici,
che non sanno coinvolgere o che vengono percepiti giustamente come qualcuno di lontano. Io ho fatto il sindaco 15 anni e quindi sto sempre attento a non essere percepito come lontano, ma a volte è colpa anche di chi non si informa e poi magari non ha un'idea. Lei prima faceva riferimento al suo collega Stefani, che è il segretario regionale della Lega, ha preparato una mozione dove è sottolineata l'importanza dell'identità veneta e quindi insomma questo sostegno, no, del territorio, l'identità, non vi spaventa? No, io gliel'ho detto anche in un'occasione, quando scrive Veneto ai Veneti, io sono d'accordo, sono Veneto io. E sono veneti tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia che si candideranno alle prossime elezioni, quindi Veneto e i Veneti, sono d'accordo. Bene, non abbiamo più tempo a disposizione, ringrazio Grazie Luca De Carlo, parlamentare nonché segretario veneto di Fratelli d'Italia, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, torniamo domani come di consueto, nuovi argomenti, nuovi ospiti, grazie e arrivederci. Grazie. Buona giornata. Grazie.